Effetto lockdown sulla produzione industriale ad aprile 2020. Secondo i dati Istat c'è stato un calo del 19,1% rispetto a marzo. Nella media del periodo febbraio-aprile il livello della produzione cala del 23,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. L'indice mensile mostra un aumento solo per l'energia, mentre ampie diminuzioni si registrano per i beni intermedi, quelli strumentali e in misura meno intensa i beni di consumo. Corretto per gli effetti di calendario, ad aprile 2020 l'indice complessivo diminuisce su base annua del 42,5%. Al 10 giugno le domande presentate dalle banche al fondo di garanzia sono cresciute a 588.000 per 29 miliardi di euro di finanziamenti richiesti. Lo rende noto l'ABI, spiegando che si tratta di oltre 1 miliardo in più del giorno prima. Nel dettaglio, le richieste per operazioni fino a 25.000 euro sono 532.000 per un totale di 10,8 miliardi di euro. Raccolta differenziata cresciuta nel 2019 al 67,3% nei territori serviti dal gruppo. 2 miliardi di investimenti previsti al 2024 in sostenibilità con l'obiettivo, tra gli altri, di ridurre del 5% le perdite idriche, di aumentare dell'8% la raccolta differenziata e di installare 1 milione di contatori elettronici. Sono solo alcuni dei dati contenuti nel bilancio di sostenibilità 2019 di IREN, che rendiconta le performance economiche, ambientali e sociali del gruppo e rappresenta uno strumento di monitoraggio degli obiettivi del piano industriale al 2024. La sostenibilità è tra i pilastri strategici di sviluppo e costituisce un'occasione di confronto partecipato con il territorio e tutti gli stakeholder. Per il presidente Renato Boero la responsabilità sociale di impresa sta assumendo sempre più importanza per la competitività delle imprese. In questo scenario il Green New Deal lanciato dall'Unione Europea rappresenta la direzione da seguire. Investire in sostenibilità oggi è la chiave per accelerare la ripresa economica del Paese. Il Consiglio di amministrazione Italgas ha esaminato l'andamento previsto nella gestione nel 2020 e gli impatti attesi dall'emergenza Covid-19. Nel 2020 si attendono ricavi superiori a 1,3 miliardi di euro e l'EBITDA tra 960 e 980 milioni di euro. Per Italgas le performance registrate negli ultimi mesi e la rapidità con cui la quasi totalità dei cantieri di costruzione delle reti ha ripreso le proprie attività dimostrano la capacità delle società di reagire utilizzando tutte le nuove tecnologie sviluppate dalla Digital Factory.